Non amava parlare di sé e non parlava male del prossimo. Era intelligente, sapeva consigliare con discrezione e sincerità di cuore. Queste le parole usate nell'omelia da Don Dionisio per ricordare Serena Fasan, la farmacista 37enne trovata senza vita nella sua abitazione mercoledì 25 agosto. Fino a qualche giorno fa stava dietro il banco della farmacia della coppia. Era attiva, serviva, sorrideva, incoraggiava. Scene della vita quotidiana, l'affetto per i clienti della farmacia e i progetti che Serena aveva in serbo, che hanno subito un arresto improvviso. Con Matteo stava pensando anche al matrimonio, il matrimonio religioso. Nel suo cuore Serena era retta, lungimirante. Parole che risuonano al Duomo di Castelfranco gremito come la verità che ha fatto luce sul dramma che ha toccato doppiamente la famiglia, portando via anche lo zio di Serena, il 55enne che si tolse la vita la notte del ritrovamento del corpo di lei, i cui funerali si svolgeranno lunedì a Salvarosa. Deceduta per cause naturali. Sono bastati a dissipare in poche ore una nube oscura e minacciosa che sembrava incombere sulla famiglia di Serena e anche sulla nostra città. Poi la commozione del papà di Serena, proiettato nell'aiuto a Matteo per la crescita e il futuro del piccolo di 2 anni, la parte viva di lei che è rimasta tra noi.